Vice Sindaco Novelli. Buongiorno a tutti, intanto benvenuti. L'amministrazione comunale di Cividale vi porta i saluti e porto naturalmente i saluti, oltre che l'assessore Ruolo e del consigliere Miani, in primis del sindaco Daniela Bernardi, che oggi non ha potuto essere qui con noi. Innanzitutto credo sia un momento particolare perché finalmente, caro Marco, caro Gianni, si conclude un percorso lungo e, se vogliamo, anche in alcuni momenti accidentati. Ricordo che era il 2007 quando il sottoscritto, come assessore alla Polizia Municipale della Viabilità, fece aprire quei pochi stalli di sosta per i camper. E allora ricordo anche che ci furono molte rimostranze da parte di alcuni che temevano che questi spazi fossero poi occupati da comunità rom. Ecco, allora io mi permisi di insistere e portai anche tutta una serie di riviste che esistevano già, seppur non così sviluppate e così anche diffuse come al giorno d'oggi, e riuscimmo a fare questo piccolo percorso, ma è chiaro che il target era arrivare dove siamo arrivati quest'oggi. Tant'è che quest'area, me lo diceva poco fa l'assessore Ruolo, me lo ricordava, è un'area che ha un doppio valore. Uno, ha il valore di essere un'area che accoglierà i camperisti da tutta Italia e non solo. E due, è un'area che è stata riqualificata, perché questa era una ex discarica, peraltro inserita all'interno di un contesto dove credo che il camperista e la sua famiglia possa trovare tutta una serie di servizi proprio contigui che sono anche, se vogliamo, rivestono anche un carattere di eccezionalità. Il fatto di avere una piscina attaccata, un palazzetto dello sport, insomma di avere la stazione dei treni, fra non molto anche una pista di atletica che sarà appunto messa in perfette condizioni di utilizzo. Insomma, devo dire che siamo come amministrazione molto orgogliosi. Vi dirò di più, che poi interessandomi del fenomeno del plein air, ci sono dei dati che sono estremamente importanti. Circa 5,6 milioni di persone hanno movimentato con i camper, con le roulotte, con i mezzi il plein air, e hanno sviluppato un giro d'affari che supera i 2 miliardi e mezzo di euro. Insomma, siamo di fronte anche, oltre a un ritorno che è un ritorno di tipo, come dire, turistico, ma anche di tipo economico per le comunità che beneficiano dei camperisti e delle loro famiglie. Perciò noi credo siamo nelle condizioni di poter dire che questa amministrazione ha fatto un primo passo che poi per noi diventava il traguardo, ma che insieme all'associazione camperisti, a tutte le associazioni di riferimento, grazie anche ai gestori della piscina che naturalmente si prendono in carico questo importante impegno, noi credo che vogliamo sviluppare ancora di più quello che è un inizio che, insomma, direi che è un buon inizio. Questo per concludere. Poi voglio anche fare un riferimento alla mia pro tempore attività di parlamentare e nell'aver discusso più volte con i componenti della Commissione Turismo della Camera dei Deputati questo fenomeno, che non è più un fenomeno, è una costanza, che però purtroppo ancora in molte regioni non viene, come dire, pesato e valutato con la correttezza e con anche la prospettiva che può dare. L'ultima cosa, e concludo, perché qui siete tutti addetti ai lavori, c'è un dato interessante, lo leggo per non sbagliarmi, ma il 70% del movimento del turismo plein air a persone che arrivano dalla Germania, Olanda, Austria e Francia. Noi siamo una terra di confine e direi che siamo ideali, oltre che per le bellezze e la storia che offriamo, anche per ricevere questi turisti che sono in questo senso più dinamici e più evoluti di noi. Grazie e benvenuti. Concludo io, grazie. Bene, intanto ringrazio tutti quanti, naturalmente l'amministrazione di cui faccio ancora parte come consigliere comunale.
ma ricordo, come ha detto il vice sindaco Novelli, l'inizio, no, di questo percorso con la piazzola che abbiamo fatto in Borgo Brossana, che Roberto ha portato avanti con caparbietà, perché veramente ci credevamo e siamo arrivati a questo. Ma io ho ascoltato un po' tutti, quindi sono anche avvantaggiato a dire qualcosa di più, perché è stato detto, grazie all'amministrazione, a tutti quanti, la Regione fa il suo con i contributi che riesce ad elargire alle amministrazioni pubbliche, ma quello che è più importante è che vengono spese bene. Qui veramente i fondi della Regione sono stati impegnati benissimo, perché è un'area veramente bellissima e quindi anche fruibile. Ma prima, ascoltando anche i soci del club, vorrei solo soffermarmi su quello che Cividale, no, potrebbe dare in più, è quello che è stato anche accennato. Ci troviamo in una città veramente storica con tutte le sue caratteristiche, ma anche con un santuario che è Castelmonte, dove c'è il percorso, diciamo, delle 3 chiese di Aquileia, di Castelmonte e poi di Lussari, e quindi con un passaggio sempre più maggiore di persone che arrivano anche camminando, a piedi o anche in bicicletta. E prima, ascoltando voi, ho pensato anche a questa soluzione. Naturalmente, come sanno benissimo gli amministratori, i 2 assessori, il vice sindaco, quest'area potrebbe domani diventare proprio un punto, non dico un campeggio vero e proprio, ma bensì un'area dove qualche persona può soffermarsi, può anche metterci una tendina magari per una notte e usufruire dei servizi che abbiamo appena e che inaugureremo. Quindi questo è quello che mi auguro. Naturalmente la Regione farà la sua parte, sa benissimo l'assessore Ruolo, perché è molto attivo con le richieste che giustamente si devono fare. Io dalla parte mia ancora per 8 mesi cercherò di portare quel contributo che la Regione giustamente su tutto il territorio deve fare, anche per le valli del Natisone, che, come ha detto lei, sono veramente importanti. Bisogna trovare veramente qualcosa di nuovo, di più, che sono queste cose qua col turismo, per farle crescere. Non dico di arrivare alla Toscana, ma insomma abbiamo va bene. Ci vuole un po' di tempo, ma comunque questo è l'obiettivo. Grazie e buona inaugurazione. Io, se siete d'accordo, inviterei anche il presidente dell'Unione Nuoto Friuli qui con noi per l'inaugurazione, visto che saranno oramai di diritto nei libri di storia, perché i primi gestori della Cividale. Tagliamo, ci stiamo tutti nella foto? Possiamo tutti più o meno uguali, più o meno. Io che ho fatto fatica a tenere solo i nastri. Tieni, quello lì lo tieni tu, tutto. Visto che sei stato il primo a credere nei rom. Abbiamo ciappadero. Comunque è una cosa gestibile. Chi manca? Io.